Una mostra che tratta il tema della donna, moda e modernità, una donna che si affaccia agli inizi del secolo come una donna che ha la necessità di affermare i propri diritti, quindi è anche una storia un po' di emancipazione femminile. Dal 13 aprile al 28 luglio il Museo di Santa Caterina ospiterà la mostra Donna in scena Boldini Selvatico Martini, esposizione che nasce dal nucleo di un'acquisizione dell'autore veneto Selvatico e da lì il curatore Fabrizio Malachina ha costruito una narrazione che ha portato alla realizzazione di questa mostra. 150 opere, tutti di altissimo livello, cito uno fra tutti perché lo amo particolarmente ed è Boldini. Avremo più di 30 opere di Boldini che però saranno anche accompagnate da opere di autori veneti. Non solo pittura ma anche scultura, abiti, accessori, quindi borsette, ventagli, cappellini che vogliono raccontare l'entrata in scena, quindi nella modernità della donna, non più quindi con un ruolo secondario nella società, cioè quello di fare figli per esempio, quello di lavorare, quello di servire prima il padre e poi il marito, ma veramente una donna che si emancipa in questa fase storica e che acquista un ruolo e una dignità dei diritti propri.